controllo. Quando tu vuoi, no, adesso sei chiuso, però se vuoi già iniziare. Mercoledì abbiamo avuto il derby d'andata contro l'Argentario e indovinate un po', sabato, cioè oggi, abbiamo di nuovo l'Argentario, quindi doppio derby nel Trentino che vede a confronto le nostre ragazze contro le Argentelle, quindi vietato sbagliare da ambo i lati. Noi lottiamo per salvarci, anche loro per salvarci, però sono molto più in bilico loro, quindi è importante stare attenti e non sbagliare per restare in corsa. Amiche ed amici sportivi, buonasera e buon pomeriggio, anzi, da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dal Palabocchi di Trento per la 22esima giornata del campionato di Serie B1 Girone B tra la Trentino Energia Argentario e la Rotoplas Volano Volley. Come detto, è il doppio derby questa settimana. Prima abbiamo affrontato il recupero dell'11ª giornata mercoledì sera, che ha visto le ragazze di coach Luca Parlatini battere le ragazze di Maurizio Moretti per 3-0 e dall'altro lato e oggi 22esima giornata il ritorno, quindi doppio derby e soprattutto doppia sfida incandescente dall'arena biancorossa al Palabocchi. Allora, come di consueto, salutiamo il nostro scoutman Andrea Zeni, i nostri collaboratori tecnici Fabrizio Caba e Alan Berloffa, che oggi è tornato in cabina di regia, e da parte di Lorenzo Minacapelli l'augurio di un buon divertimento. Vi lascio con i roster perché tra poco si inizia a fare sul serio. Shut up and sit down. Shut up and sit down. Ecco il roster della nostra squadra 2021-2022. Allora, la situazione di classifica al momento vede la Rotoplas Volano Volley che ha raggiunto a parità di punti l'Enercon Fimicrema all'ultimo posto disponibile per la salvezza, però con una partita in meno noi siamo comunque in vantaggio al momento. Vediamo se riusciamo a riconfermarci. E ovviamente l'Argentario invece si trova al penultimo posto e adesso ha l'ultima possibilità, deve assolutamente fare i 3 punti se vuole salvarsi, altrimenti sarà matematicamente retrocesso in Serie B2. Al ripescaggio. Sì, ovviamente, però sulla carta sarebbe una retrocessione che però potrebbe anche essere ripescata, dato che la formazione dell'Argentario è piena di giovanissime atlete, quindi È giusto. ha anche il favore, come è stato negli anni passati per la Williams Stata Trento, che era sempre, navigava nelle ultimissime posizioni di classifica, però poi grazie al fatto che giocava solo con giovanissime molte squadre di B2 rinunciavano alla forse mi viene in mente alla qualificazione, si è ritrovata ovviamente di nuovo in Serie B1. Ci siamo. Allora, stanno per entrare in campo le due formazioni. Allora,
dal lato nostro parliamo dei recuperi. Dovrebbe rientrare almeno in tribuna, è rientrata anche Emma Galder in campo, però ovviamente lei il ruolo di capitana è andata nelle mani di De Val anche questa volta. E dall'altro lato invece la Trentino Energia Argentaria rientra il libero titolare Gaia Riedmüller, spero di averlo pronunciato bene, altrimenti Paolo Scrinzi mi viene a cercare, che è molto fedele ai cognomi tedeschi. Tra l'altro lo salutiamo se non è ancora venuto al Palabocchi, ci sta seguendo via streaming, lo speaker ufficiale dell'arena biancorossa ovviamente. Ci siamo allora, sta per cominciare questa partita, ovviamente non c'è lo speaker in questo palazzetto e quindi ovviamente si scenderà subito in campo senza starting player e senza tante attese. E ci siamo allora. Sa che non ti sento. Ah. Ok, allora fischia il primo arbitro. Vi ricordo che gli arbitri dell'incontro di oggi sono il primo arbitro il signor Fabrizio Ghirardini di Bolzano, coadiuvato, vediamo se riesco a pronunciarlo bene, dal secondo arbitro il signor Roberto De Benedetto di Trento. Innanzitutto questo è un match molto molto importante. Le ex di giornata sono tutte dal lato Rotoblas: De Val, Piero Bon, Pucnik e Bonafini, 4 ex atlete Argentario. De Val è da Popora, Quindi ma tanti anni fa, però anche lei è un ex. Comunque primo servizio della Argentario, Bonafini per Bellini, il suo attacco è salvato da Salgado. L'attacco di Angeloni non è andato a buon fine e dal lato nostro invece è stato vincente. 1-0 a favore della Rotoblas, che firma il primo punto di questa partita. Quindi ci siamo, il primo punto è nostro. Adesso il servizio Aurora Bonafini, che di consueto apre il giro dei servizi della nostra squadra. Palleggio di Cappone e poi l'attacco vincente. 1 pari il punteggio. Quindi palla di nuovo palla al centro. Ok, ci siamo allora. Salgado al servizio per Argentario, battuto out il servizio. 2-1 per la Rotoblas, volano Vollecche. Adesso Bellini al servizio. Vediamo se ci sarà più partita rispetto alla scorsa partita. Attacco ace in campo, quindi punto di Alice Bellini. 3-1. Ancora Bellini al servizio, che ha fatto un ottimo servizio mandandola sulla linea di fondo. Battuto ancora con l'ausilio del net, salva Riedmüller. Attacco di Angeloni, De Val, Piero Bon, Petruziello. Attenzione, Riedmüller in bag, free ball per la Rotoblas. De Val, Murata da aspetta che vedo il numero, da Sefredo. 2-3 il punteggio. E ora al servizio va proprio l'autrice dell'ultimo muro, Serena Sefredo. Battuto il servizio di Sefredo su Piero Bon. Bonafini per Petruziello. Carlotta Petruziello. 4-2. 4-2 Rotoblas. Jessica De Val al servizio. Intanto anche le nostre tifose qui sotto sono arrivate e è pronta a maledirmi nel caso dicessi qualcosa di errato in telecronaca. De Val il servizio su Riedmüller, Cappone, errore al palleggio di Cappone, fallo di doppia. 5-2 il punteggio. Ricordiamo che anche nella prima partita
di mercoledì sera. Cappone ha sbagliato tante volte. Faccia Tanti pan rosso Merkel, dai, cazzo, Esatto. vedi che questo non era fallo. È già lì che si lamenta con l'arbitro. Porca vacca, dai. De Val, servizio out. 3-5 punteggio, servizio out di De Val. Dai raga, dai il servizio. Servizio adesso affidato nelle mani della capitana Sofia Kuzma. Servizio. Bellini, free ball però, Redmiller pone murata da Petruziello. Questa era doppia. Attacco di Angeloni che non è andato a buon fine. Petruziello ancora. Chiede il tocco che non c'è. 4-5. Ciao. Troppi. Qui continuano ad arrivare i fan qua, quindi si anima anche la parte della curva Marione. Riceve Tasciolli, Bonafini dal lato proprio di Blerona. Tasciolli difende Salgado. Attacco l'Argentario che non è andato a buon fine. Sei zitto! Col pallonetto Tutto il Bonafini. Ora il palleggio di Aurora Bonafini. Parità al Palabocchi, 5 pari. Basta con quello lì! Caro. Ancora De Monti va a cagare, poi ti ho detto tranquillo. Tanto viene ovviamente richiamato. Sofia Kuzma è stata richiamata dal primo arbitro Ghirardini probabilmente per le continue lamentele di coach Moretti. Quindi primo richiamo già durante il primo set. Ricordiamo che nella scorsa partita è stato richiamato tantissime volte. Si è preso 2 volte il richiamo verbale, poi un giallo e poi definitivamente il rosso, che è costato un punto di penalità durante il terzo set o il secondo, se non ricordo bene. 6-5, attacco murato. Prima volta Argentario in vantaggio. Ancora Kuzma su Bellini, 3 soldi, Tasciolli, Salgado difende, Cappone, attacco, punto per la Argentario, doppia anche Pareva per che il fusso restato là. time out per la Rotoplas, pausa sponsor. Guarda, qui la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola, qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri, qui l'inverno è pieno di calore, quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato del relax. Respira, sei in Trentino. Allora 7-5 punteggio per l'Argentario. Ovviamente l'Argentario rispetto alla scorsa partita ha provato a partire a 1000 da subito, come non può essere altrimenti, perché le chance di restare in B2 sono veramente ormai ridotte all'unisolo se non arrivano i punti. Servizio di Kuzma su Blerona Tasciolli, Bonafini dal lato di Petruziello, vincente Tappa lì! l'attacco di Carlotta Petruziello, 6-7. Allora il primo servizio nelle mani di Carlotta, che è stata l'autrice dell'ultimo punto. Mia! Arriva Sì! l'ace, 7 pari, Carlotta Petruziello, l'ace vincente. Rimettiamo la partita in parità qui al Palabocchi di Trento, il derby trentino, e poi ci saranno solo da recuperare le ultime 4 giornate, Piera! più quella con Sì! Benitone, l'attacco vincente, 8-7, di nuovo vantaggio per la Rotoblat. Dai raga, dai, così andiamo! Ancora Carlotta al servizio. Sì! E arriva l'ace. Provato a ricevere Salgado, però gli si è ritorta contro. 9-7 punteggio, forse time out per Moretti che arriva adesso. Pausa sponsor.
Eccoci nuovamente in diretta dal Palabocchi di Trento. 9-7 il punteggio. 4 punti di fila per la nostra formazione, che ha ribaltato l'iniziale -2 ed è tornata +2. Carlotta Petrusiello ancora, lei al servizio. Su Salgado il servizio. Cappone. Angeloni. Ma salva Bellini. Tasciolli. Sì! Vincente. 10° punto per la Rotoplas. Allenamento vale doppio questo. Muro fuori. 10° punto Rotoplas, firmato da Blerona Tasciolli. Brava Ble! Ancora Carlotta al servizio. Battuto su Ried Müller. E arriva l'Ace. Vai! 10° punto Rotoplas. Brava Calli! Intanto è arrivato anche il nostro solito ritardatario coach. Sì, Brindilla. va licenziato io direi. Esatto. Servizio di Carlotta Petrusiello su Salgado. Cappone. Attacco di Cusa. Sì! Murata da lui da 3 soldi. 12-7. Forse arriverà un altro time out per Moretti. Brava lì! Eccolo qua il time out pausa sponsor. Eccoci di nuovo in diretta dalla Palabocchi di Trento. 12-7. Dai raghe! Break di 7-0 per le nostre ragazze al momento, che hanno adesso preso 5 punti di vantaggio durante questi ultimi 2 tempi. Ah, Müller riceve Su! Sveglia su queste! Vai! il gol per la Trentina Energie. Angeloni Muratta. Cappone dall'altra parte. Brava! Tasciolli. Una fine al centro per Tasciolli. Sì! Lerona Tasciolli 13-7. Brava Ble! 13-7. Dai raghe queste però, Porca vacca! Già mercoledì 2 così sono cadute giù, dal Ciello nostro. su Ried Müller. Cappone. L'attacco vincente di Buratti. 8-13. Si interrompe qui questo super break della Rotoplas di 8 punti. Brava Carli! Veramente un gran parziale delle nostre biancorosse, anzi le nostre nero-oro, anzi, perché siamo con la maglia di trasferta oggi. Oh! Out il servizio di Angeloni. 14-8. Marombo. No, ti direi oro, dai. È un nero sbiadito perché non è nero in realtà. Nero petrolio possiamo dire, tipo. Sì, O il verde petrolio. 8-14. Poi ne parlerò con il responsabile marketing, che è lui che ha scelto i colori. Cappone. Dai. Salgado. Invasione contro Argentario. Quindi 15° punto per la Rotoplas. Tra poco il palleggio, dai. 15-8. Vai Ble! Ancora Blerona Tasciolli al servizio. 8-15 punteggio a favore nostro in questo primo set del derby Bella! trentino. Su Ried Müller il servizio. Cappone. Attacco di Salgado, stavolta è vincente. Guardate le mani di Tre Soldi e Bonafini. 9-15 punteggio. A te centro! Servizio di Eleonora Burratti su una nostra metà campo. Livia Tre Soldi. Attenzione, free ball. Free ball praticamente che si è trasformato in un punto, perché fallo di doppio ovviamente. 9-16 punteggio. Esatto. Livia Tre Soldi al servizio. Dagli il rosso! Come mercoledì, su 4 pari. Livia L'unica roba che su odio. Angeloni. Cappone. Salgado. Murata. Out. 10° punto per
Argentario, 16 per Rotoplas, Volano Volley. Verso il servizio nelle mani proprio della palleggiatrice Agnese Cappone. Tutto il servizio. Sotto a Sciolli. Piero Bon. Bellini pallonetto su Müller che deve difendere. Dall'altra parte curva murata da Deval. 17-10. Deval. Muro vincente. Aurora Bonafini ancora lì al servizio, ricordiamo l'MVP della scorsa partita. Sara. Battuto sulla capitana Kuzma. Salgado vincente il punto. È l'11° punto per l'Argentario. E al servizio va proprio l'autrice dell'ultimo punto, Alicia Salgado. È perché c'è un microfono là sopra. Piero Bon. Ble. Free ball per Bonafini. Si è inventato un gran punto di lì. Una free ball che si è trasformata in un punto di Aurora Bonafini. Bonafini ha fatto il bagherino. 18-11. Ovviamente era un dialogo tra me e il regista che stava tenendo d'occhio che la nostra regia funzionasse bene, quindi non aveva l'occhio sulla partita. Bellini, servizio sempre sul Gaier di Müller, Cappone, pallonetto di Seffredo che non va a buon fine, Piero Bon nel lato di Petruziello, non c'è il tocco, no, infatti 12° punto per l'Argentario, 12-18 il punteggio. La prossima! Battezzata out dalle ragazze di Maurizio Moretti e hanno fatto bene. Servizio di Seffredo, Bonafini, Petruziello, difficoltà nell'attacco, questa è stata molto complicata questa azione e non è riuscita ad attaccare come ha voluto, infatti è stata murata. Seffredo al servizio però, no, time out per la Pallatini, pausa sponsor. Siamo di nuovo in diretta dal Palabocchi di Trento. Ovviamente ho letto un commento su YouTube e ci tengo a dire che quello che ho detto è a nome spettacolo, a nome Volano Volley, è ovvio che non ci deve essere partita. Prima che pensate per l'ennesima volta che io sia anti Volano Volley, sono qua per caso. Seffredo Eitz, 14-18 il punteggio. Provato Bellini a battezzarla out, però la palla si è spenta sulla linea, quindi in campo. E quindi ace di Serena Seffredo, che ancora va al servizio. Bellini stavolta gli arriva perfettamente. Petruziello vincente. 19-14, adesso il punteggio. E attenzione. Arriva. Cartellino giallo per Moretti. Fai la fine di mercoledì. Un altro giallo. Mamma mia. Dopo 33 punti. Solo 33 punti. È già munizione per Maurizio Moretti. 3 cartellini in 3D. Attenzione perché già nella scorsa partita, per chi non ha seguito la partita il derby di sabato, di mercoledì, scusate, Moretti era talmente nervoso che è stato richiamato 2 volte, poi è stato ammonito e durante il terzo set addirittura si è preso anche il giallo. 3 soldi, ha provato l'attacco subito. Il murone anzi penso che l'abbia anche presa di faccia la povera Eleonora Burati, perché è lì che sta continuando a toccare il setto nasale. 15-19. Forse ha provato con le mani e gli è arrivate stampate in faccia. Servizio di Kuzma. Free ball.
che non è stata una free ball, se non per noi. Petruccello salva Tasciolli, miracolo di Tasciolli, pallonetto di Tasciolli che non va a buon fine. Salgado in free ball. Bonafini, Petruccello, niente da fare, ancora free ball per la Rotoblast. Bonafini, Livia, 3 soldi, pallonetto, Salgado, miracolo, Red Müller free ball. Terza free ball di fila per la Rotoblast. Petruccello stavolta prova l'attacco argentario con Kuzma e arriva vincente, 16-19. Punto lunghissimo questo, ma alla fine la vince la squadra di Moretti, 16-19, che accorcia ancora un pochettino le distanze. Vi ricordo che hanno entrambi usato i time out, quindi da adesso in poi si giocherà a carte scoperte, non ci saranno altre chance di cambio. Petro, attacco di Tasciolli, 20-16 punteggio. Carlotta Petruccello, servizio di Petruccello e arriva l'Ace, 21-16, 21-16. Cambio per l'Argentario, entra col numero... non c'ho il 7. Sì, è Sofia Kuzma. E il 2 al posto di 4, vabbè. C'è neanche il 2. Esce il capone Kuzma. Esatto. Purtroppo non ho aggiornato la lista. Da 2 Pellizzardi. Non ce l'avevi neanche mercoledì. No. Sei preparato. Ho avuto tanto da fare in sti giorni tra interviste. Dovete sapere che io per Volano Voli i testi social, grafiche diretta, interviste di YouTube, telecronaca, faccio veramente un sacco di cose. E tempo è praticamente nullo per far tutto. 2 volte auto di servizio, lato Rotoblast e poi lato Argentario, quindi i punti di distacco restano 5, 22-17. Servizio di Tasciolli, riceve Cappone e Murata, Bonafini, 3 soldi, Murano Salgado, 23-17. Mancano solo 2 punti alla Rotoblast per portarsi a casa il primo set. Battuto il servizio su Gaia Red Müller. Bruttissimo palleggio della numero 7. 24-17, set ball per la Rotoblast. Ok. Servizio di Blerona Tasciolli su Red Müller. Palla al palleggio, Salgado. Palla per la Rotoblast per provare a chiudere con Bellini. Vincente, sì. 25-17, primo punto, primo set per la Rotoblast. Andiamo con gli sponsor e torniamo tra poco. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Take you.
1-0 il punteggio, rientriamo in diretta dal Palabocchi di Trento, 17-25 il primo set in favore delle biancorosse di Luca Parlatini. Allora, io aspetto un attimo di ricevere la cartellina magica. Ecco, vi dico allora i punti, cominciando dalla trasferta, dai punti, scusate, casalinghi, quindi dall'Argentario che ha visto Salgado essere in vantaggio con 4 punti, 3 punti per Buratti, 2 punti per Angeloni e Sefredo e 1 per Kuzma. Invece dal lato Rotoblas sugli scudi Carlotta Petruziello con 7, 4 per Bellini, 3 per Verona Tasciolli, 2 per Bonafini e 1 per Deval e Livia Tresoldi. 18 i punti da parte nostra, che sono, vuol dire 7 errori, punti fatti da errori 7. Dal lato Argentario 12 punti fatti scusate che forse ci arrivo, e 5 su errori. Primo punto per la Argentario è arrivato su errore in attacco di Bellini. Primo punto per la Rotoblas del secondo set è arrivato sull'errore al servizio di Salgado, 1 pari al Palabocchi. Bellini al servizio, fa tutto il servizio su Salgado, cappone, Murato, l'attacco di Kuzma, ancora Kuzma, Piero Bon su Ried Müller, attacco al centro di Sefredo, salva Bellini, Bonafini, Blerona Tasciolli e punto di Blerona. Ried Müller chiama la palla in campo, molto sportiva Gaia Ried Müller, perché c'era tutta la squadra che chiamava la palla out e è stata lei a chiamarla in campo, quindi bel getto di sportività. Bellini ancora lei al servizio, 2-1 per la Rotoblas, sempre su Salgado il servizio, cappone, Kuzma, no, invasione contro. Io avevo visto che un piede era oltre la seconda linea. Ma in prima. No, non era proprio in campo, era. Ah sì? Pensavo che si indietreggiava e dopo esatto, per quello ho detto. Petruziello, piccola svista arbitrale, però probabilmente l'ho vista solo io, probabilmente. 3-2 per la Rotoblas. 3-2 il punteggio, probabilmente ho visto male io, perché non ho visto nessuno dei nostri protestare, quindi probabilmente ho visto male io. Servizio battuto, cappone, l'attacco vincente di Angeloni, 3 pari. Vediamo il servizio della capitana Kuzma su Piero Bon, Bonafini, Petruziello. Non c'è il tocco a muro, arriva al quarto punto per l'Argentario. E tra l'altro il nostro fan numero 1 oggi si può anche vedere, quindi preparatevi a qualche gesto scaramantico in caso arriva l'ace. 5-3 per la Trentino Energia Argentario. Forse Luca potrebbe chiamare il time out. Vediamo un po' se lo chiama.
Salgado. Scusate, Kuzma al servizio. No, non chiama il timeout. Sofia Kuzma al servizio, autrice dell'ultimo ace della partita. Su Bellini, Bonafini. Bellerona Tascioli con l'audio del net. Doppia. No, chiamata la doppia da De Bene. No, rifare. Ho detto che no, no, il doppia, volevo dire doppio pollice, stavo per dire. È scappato Chiama il doppio schifo. pollice il secondo arbitro De Benedetto, che in questo caso significa Si rifà il che si deve rifare l'azione. Quindi non è punto per l'Argentario, che probabilmente sarebbe stato punto pensando all'inizio, perché aveva fischiato l'arbitro. Probabilmente ha fischiato pensando di dare l'invasione dopo. Probabilmente non capendo cosa aveva fischiato, ha chiamato la doppia. Arriva al punto di Sefredo sulla free ball dopo la difesa. Attenzione, 6-3 il punteggio, più 3 Argentario. Forse Luca adesso chiamerà il timeout. Eccolo qui, pausa sponsor. Aspettare. Però aspettare non vuol dire stare fermi. Non è nella nostra natura. Per questo stiamo facendo tutto quello che è necessario per farci trovare pronti, in modo da accoglierti in sicurezza. Così aspettiamo. E ti aspettiamo. Allora, 6-3 il punteggio, rientriamo in diretta dal Palabocchi. La squadra di Maurizio Moretti è in vantaggio di 3 punti. Tanto tenete d'occhio il lato avversario, lato opposto, che il nostro fan numero 1 è qua in fremente movimento, quindi attenti a godervi anche un po' di spettacolo. Arriva l'ace ancora di Kuzma sulla ricezione sbilenca di scusate, di Piero Bon. 7-3 il punteggio, ace. Il derby trentino, signori, il derby trentino. Sofia Kuzma più 4 Argentario. Piero Bon riceve, Bonafini, Petruzielli in pallonetto, Gaia Redmiller in bagger, free ball da parte di Cappone. Livia 3 soldi, vincente. 4-7 il punteggio, Livia 3 soldi. Dai raga, dai, via adesso, via! 4-7. Intanto il nostro fan numero 1 ha... E ora il servizio di Carlotta Petruzielli, 8-4. La testa, raga, la testa, dai. Agnese Angeloni al servizio. Bonafini, Bellerona Tescioli in pallonetto. Vincente, perché c'è stata l'invasione contro la Trentino Energia Argentario e quindi si accorciano un pochettino le distanze. Bellerona Tascioli al servizio. Servizio battuto su Gaia Müller, Cappone. Scusate, era Buratti a ricevere, però c'è una free ball con Livia 3 soldi che porta il sesto punto alla Rotoblas. 6-8. Ancora Blerona, Tasciolli al servizio, battuto su Gaia Redmüller. Palleggio di Angeloni, pallonata dritta in faccia di Salgado verso Carlotta Petruziello, che non può nulla. 9-6. Servizio di credo Buratti. Sì. Livia, vincente. Sì, vincente. Era comunque fallo di invasione, comunque, però il punto di Livia sarebbe stato comunque valido, perché comunque la palla era comunque a terra, quindi comunque vada, il punto sarebbe comunque arrivato. 9-7 il punteggio. Livia 3 soldi al servizio. Set più equilibrato del solito, con un leggero vantaggio proprio per l'Argentario. Errore in attacco di Sefredo.
9-8 il punteggio. Dai Livia! E ancora Livia al servizio. Pronta Livia, ha battuto il servizio su Angeloni, cappone. Forse c'è stato forse un tocchettino di mano, però non ravvisato dal secondo arbitro. Salgado Murata, cappone dall'altro lato, Kuzma, Murata 2 volte. De Val, Bellini, 9 pari, Palabocchi. 9 pari. Coach Moretti continua a protestare, stavolta per chiamata all'invasione. Dice che non gli hanno fischiato un'invasione probabilmente di Tascioli a muro, però. Oh, Bellini. Bonafini. Però non attacca Petruziello, quindi free ball per l'Argentario. Dall'altra parte Salgado. Vincente. Nuovo vantaggio Argentario 10-9 al Palabocchi. Il palazzetto che condividono Argentario e Ata. Per un totale di 3 squadre in Trentino che si giocano la Serie B1. Le 2 di Trento, Ata Argentario e la squadra nostra del Volano, Volley. Bellini out. Un pochettino nervosa Bellini per l'attacco fallito. 11-9, time out per la Rotoblas. Pausa sponsor. Guarda, qui la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola, qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri, qui l'inverno è pieno di calore, quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato del relax. Respira, sei in Trentino. Allora, di nuovo in diretta dal Palabocchi, 11-9 il punteggio a favore di Argentario, la squadra di Moretti che conduce con 2 punti di vantaggio. E ricordiamo 2 time out usati da Luca Parlatini, che quindi da adesso in poi fino alla fine del set non potrà più fermare il gioco, se non quando sarà una delle nostre tifose principali che prova a caricare la squadra. Free ball, De Val, Bonafini dal lato di Bellini, eccolo qua, 10-11 Bellini vincendo l'attacco. Servizio di Bellini e no, Bonafini, scusate, prima era il punto di Bellini. Salgado, Murata, out, peccato. C'era quasi arrivata Bellini, peccato. 12-10. Sarebbe stato un gran muro se quella fosse rimasta in campo, però era di pochissimo out. Servizio di Salgado, proprio l'autrice dell'ultimo punto. Piero Bon riceve, Bonafini dal lato di Petruziello, Murata da Kuzma e Sefredo. 13-10 più 3 Argentario. E attenzione, cambio, Rotoblaz, rientra in campo Caterina Puccini dopo tantissimi mesi di stop. No, scusate, mesi di stop, un bel po' di partite di stop. E esce Carlotta Petruziello, che mi sembra in panchina molto cosciente e delusa, forse. Forse per un po' di precauzione l'abbiamo tirata fuori. De Val all'attacco che non è andato a buon fine. Dall'altro lato Angeloni, Murata, De Val. Ha provato l'attacco De Val, non gli è riuscito e allora ha detto, va bene, allora io farò il punto a muro. 13-11. Bellini, il suo servizio. Riceve, credo Buratti, si è visto, no, Angeloni era quella che aveva ricevuto. E poi credo Sefredo abbia fatto il 14° punto. 14-11 il punteggio a favore dell'Argentario, che continua a tenersi quei 3 punticini di vantaggio in questo secondo set. Vi ricordiamo che
dopo questa giornata inizieranno le 4 partite da recuperare. In questo caso noi dovremo recuperare Gorle, ve le dico in ordine: Gorle, Busnago, Ofanengo e Ata Trento. E poi per ultima, se non durante durante queste 4 settimane, recupereremo anche il match contro, se non vado errato, Green Up Benisole. Noi con queste partite ci giochiamo la salvezza. Argentario invece è all'ultima fermata possibile. Se no, per l'Argentario una sconfitta oggi o solo guadagnare 2 punti vorrebbe dire capolinea sulla Serie B1 di questa stagione. Attacco di Kurma vincente. Più 4, Argentario 16 a 12 punteggio. Servizio battuto su Piero Bomb. Bonafini in bagger, Tasciolli, Kurma salva, cappone dall'altra parte per Angeloni, Murata, Angeloni difende Kuzma e poi l'attacco sbagliato di Angeloni. 13 a 16, 16 a 13 punteggio. Tornano i 3 punti tra le due formazioni. Caterina Pucinic, il suo servizio su Salgado, cappone, Kuzma vincente, 17 a 13. Porta in 2, pensavo. Servizio nelle mani di, credo, Angeloni. Sì. Bonafini, Livia. Tacco out, 18 a 13. E 18 a 13. Angeloni, ancora lei al servizio. Su Bellini, Bonafini, Lerona. Anticipato tantissimo il muro di Salgado. È stata la scelta giusta, perché adesso questo punto pesa come un macigno, perché sono adesso 6 i punti da recuperare. Dai raga, dai, usciamo! Ovviamente, perché la palla era uscita dal campo, deve essere sanificata come vogliono le nuove regole anti-Covid. Arrembante la squadra di Maurizio Moretti, che adesso si prende 6 punti di vantaggio. Bonafini in difficoltà, Salgado, free ball, Pucinic, Bonafini, Livia, ancora lei, salva la numero 4, cappone. Salgado immurato, però metacampo di Trent, Volano, Bellini, pallonetto, Riedmüller difende, Kuzma, Piero Bon, dall'altra parte Tascioli, pallonetto, 14 a 19, pallonetto vincente di Blerona Tascioli. Chi ce l'ha De Val? Chi ce l'ha De Val? È già la seconda volta che lo vedo andare infatti verso il primo arbitro. Riedmüller, Salgado, oh, attenzione, free ball da sfruttare. Pucinic, Bonafini, Bellini, 15 a 19. Dai raga, dai, andiamo! Altro punto per la Rotoplas, che ha accorciato le distanze. 19 a 15. Tasciolli, servizio battuto su Riedmüller, cappone, Salgado, chiede l'out, che c'è? È out l'attacco, 16 a 19. Time out per Moretti, direi. Eccolo qua. Guarda, qui
la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola! Qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri! Qui l'inverno è pieno di calore, quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato del relax. Respira, sei in Trentino. Due coach avversari e a un certo punto inizia il set, palla per gli avversari. Servizio di Blerona Tasciolli, rientriamo in diretta. Avevamo un attimino a microfono spento. Livia Murata. Tasciolli in bagger per Bellini. Pallonetto. Bello attacco in pallonetto. 17-19. Un altro punticino recuperato. Batte Tasciolli. Una manina oltre, forse ho visto. Ah no? Ok. Ok. Bellini mani out. 18-19. Due altri punti recuperati. Ne resta uno solo. Pronti i cambi per... Allora entra Giada Pellizzardi, numero 2, ed esce la numero 4, Agnese Cappone. L'altro cambio è Dusvo Yasmina per la 14, capitana Kuzma Sofia. Adesso che grazie al mio scoutman Andrea Zeni che mi ha dato il tabellino dei punti, adesso so anche chi sono completamente le nostre avversarie. Un punto solo tra le due formazioni, 18-19. Blerona Tasciolli al servizio. Battuto. Attenzione, arriva l'Ace. Ricezione sbagliata di Cappone. Vale il pareggio. Vale il pareggio. 19 pari. Ancora Tasciolli all'autrice dell'ultimo ace. E stavolta di pochissimo out, peccato. Torna in vantaggio l'Argentario. 20-19. Subito adesso! Servizio di Eleonora Buratti adesso per l'Argentario. Battuto su Bellini. Bonafini ancora per Bellini. Ah! Ai ai ai, brutto attacco questo. 21-19. 21-19. Ancora Buratti al servizio. Ancora corta! Battuto il servizio su Piero Bon. Bonafini, Bellini di nuovo ad attaccare. Stavolta è vincente. 21-20 adesso il punteggio. Vai Jessy! Battuto il servizio di Livia su Angeloni. L'attacco di Salgado che non va a buon fine, però c'è ancora una free ball per l'Argentario. Tocca l'asta. Tocca l'asta Pellizzardi. Punto per la Rotoblast. Di nuovo parità. E i cambi rientrano in campo Kuzma e Cappone e riescono Pellizzardi e Dusov. No, scusate, Dustov. Vai lì! 21 pari. Di nuovo al Palabocchi. Servizio di Livia, 3 soldi su... stavolta fischiata contro la Rotoblast. Il fallo. E 22-21. Sì. Ha provato.
provato il muro. Quelli che si asfaltano. Aveva provato il muro Bellini, però con le mani era andata nettamente oltre la rete, quindi giusto fischiare il fallo. Servizio di Kuzma appena rientrato in campo. Brutto il servizio di Kuzma che è andato addirittura a stamparsi sul muro. 22 pari. Questa tifosa di Bolano mi fa sempre paura quando si mette a urlare. Bonafini, suo servizio. Salgado. Piero Bon difende. Bonafini. Bellini. Pallonetto. E torniamo in vantaggio noi. 23-22. Alice Bellini. Time out per... Piace a me personalmente. E allora di nuovo in diretta dopo essere stati in svantaggio di tantissimi punti e sempre sotto per tutto il set, siamo tornati in vantaggio 23-22. Credo che in questo set e la scaramanzia bolanese qua tutti a toccare il ferro e le corna a incrociar dita. Attenzione, Kuzma out. No, c'è il tocco. 23 pari. Forse stavo per dirlo, infatti stavo indicando. Allora 23 pari. Salgado al servizio. 23 pari. Adesso ci sono solo due possibilità. O la squadra prende 2 punti di vantaggio o si andrà ai vantaggi finché non si avrà 2 punti. Bellini il primo punto, 24-23. Cambio per la Rotoblas, rientra Carlotta Petriciello per Caterina Pucinic, che dopo tantissime partite di stop è rientrata e ha dato il suo contributo. Bellini al servizio. Battuto su Ried Müller. Cappone. Kuzma Murata! De Valta Sciolli 25-23. E allora noi andiamo con gli sponsor e torniamo tra poco per il terzo set. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones? Does the ground take you? Do you feel your bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones take you? Take you out? Do you feel your bones? Does the ground take you? Do you feel your bones take you? Take you out? Do you feel your bones? Does the ground take you? Do you feel your bones take you? Take you out? Do you feel your bones? Does the ground take you? Do you feel your bones take you? Take you out? Do you feel your bones? Does the ground take you? Take you
Eccoci di nuovo in diretta dal Palabocchi di Trento. Allora, dopo aver praticamente quasi dominato tutto il secondo set, le argentelle si sono sciolte nel momento decisivo e la Rotoblast ne ha approfittato vincendo il secondo set per 23-25. Allora, i punti di questo set sono stati Kuzma 6 punti, 3 Salgado, 3 Angeloni e 1 punto per Cappone e Sefredo. Dal lato nostro sugli scudi Bellini con 8, Tasciolli con 4, Tresoldi 3 e Deval 1 punto. 16 punti per la nostra squadra, quindi 9 errori a favore nostro. 14 punti per la squadra di Moretti e 9 errori anche per loro. 23-25. Peccato davvero questo tentativo di free ball cortissima di Petrusiello, che è rimbalzata sul nastro ed è ritornata nella nostra metà campo. Uno pari. Piero Bonafini. Deval Murata. Grande impegno di Blerona alla disperata. 2-1 però Argentario in vantaggio al momento. Uscire dal muro. Crocia. Salgado, Piero Bonafini, attacco, toccato, sì, toccato, 2 pari, onestà di Kuzma che ammette il tocco, 2 pari. Servizio di Tasciolli e Bellini, arriva l'Ace! Ed è il nostro responsabile marketing dei Monti esulta con la palla in mano dicendo: ho vinto il trofeo di Bellini. 3-2. Bellini battuto su Salgado. Cappone dall'altro lato. Murata, Angeloni Murata, Carlotta Petrusiello Muro. 4-2. Andiamo raga, dai così. Time out per Moretti, pausa sponsor. Più tranquillo mi sembra di mercoledì. Poi insomma, Dopo il primo set si è calmato. sì, perché ci ha messo un set a prendere il giallo. Allora 4-2 di nuovo in diretta dal Palabocchi. Bellini in servizio, Ried Müller, free ball per la Rotoblast da sfruttare. Deval in pallonetto, vincente. 5-2. Alice Bellini al servizio, ancora lei. Battuto. Stavolta battezzata out. 3-5.
Buona, buona, avanti, dai! Apri, apri, Servizio di Soffredo. le mano. Bonaffini, De Val, Cappone, Bagher, Sefredo, l'attacco di Kuzma non è andato a buon fine. Petruzziello dall'altra parte, Murata però metà campo di Argentario. Via, via. Kuzma da ferma, Brava. difende Piero Bon, pallonetto di Tasciolli, vincente! 6-3. Non c'è la Fabrizio. Il giocato con Riccardo, ma è sempre uguale. Cioè, 7 secondi. Servizio su Salgado, Cappone, Kuzma in pallonetto, Petruziello salva. Però Bellini non attacca, Salgado ancora. Cappone, Brerona, Tasciolli difende benissimo questo pallone. Petruziello da attaccare. Attacco ovviamente troppo out. 6-4 il punteggio. Servizio di Kuzma su Tasciolli, Bonafini, Bellini pallonetto, non riesce all'attacco. Attenzione, tre stol. Doppia purtroppo fischiata contro Bellini, anzi portata. 5-6 il punteggio. Kuzma ancora al servizio. 5-6. Battuto su Bellini. Free ball. Questa era out netta. Vediamo se riusciamo a sfruttare questo errorino di Cappone. No, perché Petruziello si fa murare. 6 pari al Palabocchi, torna in parità. Forse Pucini che potrebbe rientrare proprio per Petruziello. Ecco, l'ho proprio chiamata. Eccolo qui il cambio. Petruziello esce al posto di Pucinic. Peccato Carlotta che secondo me sta un po' perdendo un pochettino di concentrazione adesso che gli attacchi sono out. L'attacco sì, servizio out, nuovo vantaggio Rotoblast, 7-6 punteggio. Dicevo, Carlotta mi sembra un pochettino un attimino spaesato. Speriamo che si possa riprendere perché i suoi punti ci servono tantissimo, quindi auguriamoci che possa rientrare in campo con la grinta che gli abbiamo sempre visto in campo nelle ultime giornate. Bellini, Murata, difende Pucini. Livia Tresoldi attacca e salva. Angeloni, free ball adesso per la Rotoblast da sfruttare con Bonafini che però non la sfruttiamo. Vediamo dall'altra parte Kuzma, Pucinic, Bonafini, che gran salvataggio. Attenzione dall'altra parte, Angeloni, Murata! Murone di Bonafini, 8-6! Murone di Bonafini, 8-6! E che grande azione questa! E che bel colpo per noi! 2 punti adesso rientriamo in 2 punti. Mamma mia. Pucinic al servizio. Turied Miller il servizio. Dall'altra parte Sefredo difende Piero Bon. Pucinic all'attaccare. Peccato. Portata ancora di Bellini. 7-8 il punteggio. Diamo il servizio. Piero Bon. Bonafini. Tasciolli. Mi sa che ha toccato l'asta. No, infrazione di quarto tocco. Quindi 8 pari. Dai, dai, questa! Bellini. Bonafini dall'altra parte. Tasciolli. Salgado difende. Buona attenzione
Salgado, Bonaffini, però free ball per l'Argentano che ha adesso la possibilità di andare in vantaggio con Kuzma. Puccini, mamma mia. 9-8, vantaggio Argentario. Dai, calma. E Bonaffini chiama la verifica Cambio adesso, dai. della formazione per capire di non subire un fallo di posizionamento. Che ovviamente vi ricordo che per chi non seguisse il volley, che se non si rispetta la rotazione corretta al momento del servizio, l'arbitro può fischiare il fallo e dare il punto alle avversarie. Bonaffini, free. Nella buona e nella cattiva sorte. Bonaffini, 9 pari. Dritta Sciolli, Ried Miller riceve. Salgado, Murata. Livia ha provato a mandarla nella metacampo delle Argentelle, però colpo out, però 10-9. Servito out. 10 pari. Dai, bene così, dai. Oh, sempre. Servizio di Livia, 3 soldi. Dieci pari al Palabocchi. Cappone, pallonetto di Siffredo che non va a buon fine. Buona fine all'indietro per Pucinic. Pallonetto anche lei, ma Salgado difende. Dall'altra parte Kuzma. Con l'ausilio del muro però difende 3 soldi. Dal lato di Berlini. Invasione contro l'Argentario. Vantaggio Rotoplas 11-10. Ora il Palabocchi per le nostre ragazze. Sì. Livia. Battuto su Salgado, arriva l'Ace. Soldi 12-10. Palla, uscita. Sì. Seconda. Addormentare secondo. Livia 3 soldi per servizio. Andiamo al servizio. Sempre su Salgado. Cappone su Kuzma. Non c'è il tocco, no. 13-10. Più 3. Time out, quindi andiamo con gli sponsor. Eccoci nuovamente in diretta. 13-10 punteggio per l'Argentina. Sì, scusate, buonanotte. Per la Rotoplas Volano Volley. Errore MVP, vabbè, non premiano l'MVP, ma noi premiamo. Vabbè, tu lo sai, capire le partite, ti dico sempre chi è l'MVP per me. Oh, attenzione in due sulla palla, pericolosissimo. Bellini però. Nella buona e nella cattiva sorte. 14-10. Bel attacco di Bellini. Nonostante la chiavica di non chiamarti la palla, comunque si è tramutato in un punto per noi molto importante. 14-10. Ancora Livia, 3 soldi al servizio. Stavolta out. 11-14. E Va bene, dai, avanti. tanto
Servizio. Porca santa. Che spavento, sta tipo out. Provate una giocata impossibile qui. L'ho fatta in allenamento ieri sera, peccato che l'ha fatta Rosita. È andata dentro, una gran palla. Alan Berloffa mi ha spoilerato un'azione che si è fatta in allenamento ieri, però la protagonista è stata Rosita Civetta. Tra l'altro salutiamo i suoi genitori se ci stanno sentendo, che sono dei miei grandissimi fan durante la mia telecronaca, quindi c'è il tocco. No, 13-14. Mi diceva Alan che questa azione che ha provato Aurora di buttarla dall'altra parte, però è andata out, l'aveva fatta Rosita Civetta, però col risultato inverso, che la palla era rimasta in campo. 13-14. Allora vi ricordo che intanto la Trentino Energia Argentario ha già usato tutti e due i timeout. La Rotoblast invece li ha ancora tutti e due. Ferobon, bugger free ball per la Rotoblast con Bellini vincente. Valli! Dice Bellini, Dai, Auri! punto vincente 15-13. La palla era uscita dal campo, però poi perché non l'ha fatto cambiare. Battuto out di pochissimo, peccato. 14-15. Usti. Brava! Bonafini, Vucinic, Bonafini, Bellini, Murata da Angeloni. Salgado, 15 pari al Palabocchi. Bonafini, Bellini. Invasione contro, sì, invasione infatti. 16-15 punteggio per la Rotoblast. Allora, torna in vantaggio la Rotoblast. Un punticino di vantaggio. Servizio affidato a Bellini adesso. Va Alice con la sua battuta. Out. 16 pari. Dai, subito! Credo. Servizio in rete. 17-16. Vai, Jesse! Servizio di Jessica De Val. Battuto. Su Salgado. Cappone. Pallonetto. Non è andato a buon fine. Dall'altra parte Pucinic. Fianco. Jessica, salvataggio miracoloso. Pallonetto di Kuzma, Murata. Dall'altra parte Bonafini. Mamma mia, che brutto rumore fa. Ah, attenzione. Pucinic. Attenzione, e qua arriverà arriverà il rosso adesso. Arriverà il rosso. Secondo me sì. Ma era già la sta richiamando per quella cosa lì. Ma il richiamo verbale anche per dargli i cartellini. Il richiamo verbale non... Sì, ma aveva un po' esagerato stavolta, poteva starci il... Vabbè, 18-16 comunque, una grande primo punto anche per Pucinic, che adesso si è iscritta nel tabellino. Elite di De Val, 19-16. 19-16. 3 punti tra le due. Time out. No. Oh no, sono finiti i time out! È già il secondo. Basta! No, Moretti chiamato Di gioco. il timeout, però. Ma è già il secondo. Ne ha già usati tutti e due i timeout. Vai, batti!
Ma non è però arrivato nessun cartellino No, comunque. questo è ritardo di gioco, si chiama. Appunto. Si spegne in rete il suo servizio 17-19. Fa apposta anche per sbagliare il servizio. 19-17 adesso. Subito! 2 punti. Kuzma al servizio per l'Argentario. Battuto su Piero Bon. Bonafini. Pucinic. Murata. Livia. Livia 2 volte. Però c'è la free ball adesso per Angeloni. È vincente 18-19. Un punticino adesso. Tra la Rotoblas e l'Argentario. Time out. Pausa sponsor. Aspettare. Però aspettare non vuol dire stare fermi. Non è nella nostra natura. Per questo stiamo facendo tutto quello che è necessario per farci trovare pronti, in modo da accoglierti in sicurezza. Così aspettiamo. E ti aspettiamo. 4-5 è sempre giallo e poi rosso. Ok. Allora, di nuovo in diretta dal Palabocca anche Luca Parlatini ha usato il suo primo timeout del terzo set sul 19-18 per la Rotoblas. Volano volley. Ci siamo allora. Rientriamo in gioco con Sofia Kuzma al servizio per l'Argentario. Kuzma. Bellini, Bonafini, palleggio per Tasciolli. Murata, Tasciolli. Di nuovo la parità al Palabocchi, 19 pari. Allora, 19 pari. Di nuovo parità al Palabocchi. Livia. Riedmüller difende. Ed è costretta anche alla free ball. Piero Bon per Bonafini. Di nuovo al centro Livia. E salva ancora, credo, Angeloni se non erro. Buona. Cate. Cate. 20-19. Rosita pronta a entrare in campo. Eccolo qua il cambio, infatti. Bonafini lascerà il posto a Rosita Civetta. Lauri! Vai, Ros! Capitano in campo Bellini. No, è Livia. 7, Livia. E poi esce Livia. Ah, però entra Rientra la Jessie. Jessica, sono giusti, sono incastrati giusti. Sì, perché rientra la Jessica. Se no, continua a cambiare. Pallone di Puccini. E arriva l'Ace! 19. Abbiamo chiamato prima, vero? Esatto. Ok. Fatto in 3 invece che in 2. 21-19, quindi Pucinic afferma anche il suo primo, dopo il primo attacco vincente, arriva anche il primo ace dal suo rientro. 21-19. Servizio. Salgado. Via, via. Dall'altra parte Angeloni. 20-21. Perché a muro? Centrale, che non deve chiamare lì, Livia, dai. Oh mio Dio. Servizio di Angeloni. Piero Bon riceve Civetta. Tasciolli. Out. Al massimo deve esserci il tocco, ma non c'era. Sulla riga. No, era. Tanto così era. 21 pari, time out per la Rotoblas. Pausa sponsor.
Ah, 0,26 era la tua. Zero- Cava, pensavo che Sì. non lo so. Se ci sei vicino a me vuol dire che ci vedi bene in presenza. 21 pari. 8. Servizio di Angeloni. Civetta. Livia. Livia 22-21. Livia 3 soldi. Dai, raga, dai! Allora, Vai, Ble! bisogna anche dire la verità. Dopo 2 set praticamente dominati nella prima partita e un set dominato in questa, stavolta si è visto davvero un Argentario molto più battagliera e attenzione, i cambi per l'Argentario. Allora entra la numero 8. La numero 8 che, ecco, che non so chi sia, buonanotte. Galtiolo. Che non c'è neanche questa. Neanche lo scout me lo sa, perfetto. Galtiolo al servizio ed è uscita Eleonora Buratti. Oh, attenzione. Civetta in bugger. Bellini. La mia ragazza è magica. Vai, Jessy! Anche con un pallonetto la rende magica. Scusatemi, è salita la canzone di Giovanotti, ragazza magica, perché questo è stato veramente un attacco magico. Livia, servizio. Scusi, ma... Un altro errore al palleggio di Cappone, 24-22. Match ball per la Rotoblast. Che ti lamenti, cazzo, dai, sarà Livia 3 soldi al servizio. Allora, 2 palle match per portarsi a casa i 3 punti. Dai, il rosso! Attenzione, attenzione. E arriva il rosso per Moretti. Arriva il rosso e quindi non ci sarà il servizio perché la Rotoblast finisce qua 25-22. Aspetta, sì, confermato. Allora ci sono tutte in campo però. E attenzione però, attenzione, anche applausi da parte delle giocatrici. Attenzione che qua si potrebbe anche rischiare forse il tavolino. Ecco, confermato il rosso, quindi la Rotoblast batte l'Argentario 3-0 e vince 3-0 grazie a questo regalo di Moretti che regala un altro, che regala il cartellino rosso e quindi 25-22 Rotoblast vince 3-0 e adesso confermiamo che l'Argentario è retrocesso in Serie B2. L'Argentario è retrocesso in Serie B2. La Rotoblast può tornare a sognare la salvezza. Allora io direi che siamo quasi in chiusura. L'MVP di oggi, Blerona Tasciolli per noi. E prossima partita sabato prossimo all'Arena Biancorossa con la Warmon Volley Gorle. E sarà la 12ª giornata, prima di ritorno, perché da adesso si inizierà a recuperare. Allora, grazie al nostro scoutman Andrea Seri che dopo grazie sui social vi manderemo il risultato di chi ha fatto più punti. Fabrizio Sabe e Alan Berlofi, i nostri tecnici. Allora, appuntamento a sabato prossimo all'Arena Biancorossa. Grazie a tutti voi l'augurio di una buona serata. Ci vediamo sabato all'Arena Biancorossa. Buona serata a tutti.